Ed eccoci qua, amici telespettatori, mi trovo a Trapani, sono venuto a trovare un grande amico che ha bisogno di Stranamore siciliano, si chiama Giovanni ed ha esattamente quanti anni ha Giovanni? 58, 1561. 58 anni. E sto con mio cognato Pepe di Pietra. Esatto. A Trapani, alla Marina. Allora, Giovanni è costantemente in cerca sempre di nuove amicizie, giusto Giovanni? Sì, e tutti per l'amici, tutti i San Giuliano, tutti i carcerati mi salutano e dicono Vanni, e tutti bene, bene, tutti i ragazzi, fratelli e cognati, mio fratello Santo, tutta la cognata Mariella, tutti i nipoti. Ora mi mettono tutti in televisione, e me ne nipote Maico, Certo. e me ne nipote Stefano. Vabbè, allora Giovanni, mi hai detto anche per telefono che tu cercavi... A Dumato. Mi hai detto che tu cercavi l'anima gemella, ma vero è che cerchi l'anima gemella? Sì. Sì. Allora, Sì, ma che è un ballà? Ah. Un ballà. Parla una telecamera, io praticamente sto riprendendo e tu parli e ti vedi nella telecamera, che i telespettatori ti stanno vedendo, gli amici, capito? L'amici di San Giuliano mi vogliono tutti Pure ti vedono. Allora ascolta Giovanni, io ti voglio fare alcune domande. Quest'anima gemella che noi andiamo cercando, innanzitutto vai cercando femmina o maschio? Femmina bionda. Femmina bionda. Maschio no? Ah, Giovanni. Bionda. La vai cercando bionda? Sì. Ti metti gli occhiali da sole? Sì. Va bene Giovanni. Allora ascolta, tu la cerchi bionda, quanti anni dovrebbe avere questa? 18 anni. 18 anni. Ma tu ne hai 58, mi pare la differenza insomma. Mio padre è morto, mia madre, la sorella, 2 cognati e 2 fratelli. Quindi tu vai... A restare solo. Esatto. E vai cercando una compagna che insomma ti faccia compagnia per tutta la vita, giusto? Sì. Ma tu Giovanni che fai? Travagli, lavori? No, sono in pensione. In pensione? Che faccio un favore a mio cognato. Ho capito. A Di Pietra. Sì. E faccio la residenza con... Vendi praticamente frutta, gli aiuti a vendere frutta e verdura? No, ci faccio un favore. Cioè? Un favore. Un favore nel senso che... Guarda, mi compra un pacchetto di sigarette. Ah, ho capito. Insomma ti viene incontro. Sì. Allora, questa ragazza che noi andiamo cercando, questa donna che tu la vai cercando, dovrebbe essere di Trapani oppure anche le zone limitrofe? A zone di Palermo. Zone di Palermo. Cioè ti piace Palermitana? Sì. E come mai Giovanni? Che pare, ne aveva una, mi stava facendo coina, restare solo e stava picchiando sorrimenti, mi stava beccando la terrazza, perché la mia cognato pure. Giustamente sono brutte esperienze. Brutte. Esatto. Restare nella famiglia, un padre morto, madre, cognato, sorelle, tutti. Hai una sorella a Calatrapime che si chiama Ignazia, Candela Ignazia. Allora, io so che tu hai dei bei occhioni azzurri. Bravo. Facceli vedere, vediamo. Intanto complimenti davvero per questi occhi che sono occhi fantastici, occhi azzurri. Posto? Ora parla. Parla. Sempre parla, la telecamera. A posto. Vabbè, un'altra cosa Giovanni, in questo periodo di Covid che c'è stato, pandemia, cose eccetera eccetera, come te la sei passata? Mi hanno rubato 3 biciclette. E tutti i carcerati mi hanno detto, dice Vanni, la vedi questa bicicletta? Sì, ciao. A posto. Cioè praticamente tu mentre che eri a casa ti hanno fregato la bici? Sì. 3 bici? Sì. Avevi 3 biciclette? Sì. E come mai? E non posso accattare perché ne hai una capa terrazza, una porticina, gli pigli un caffè e si pigliano. Cioè, ma abiti in qualche zona a rischio forse? No, nei cinese, è stata Massala. Ok. A posto? Va bene Giovanni, un'altra cosa. Tu hai detto hai 58 anni. Sì. Sta femmina che noi andiamo cercando. Sì. Esatto. Hai detto che deve partire dai 18 in su. Fino ad arrivare a un massimo di 18 anni. Sì, 18 anni l'età di partenza. Sì. Giusto? Un massimo quando deve essere? Dico se viene una di 60, 65 da piglio stesso. Ho penso 65. Quindi dai 18 ai 65. Sì. Ah. Sì. Un'altra cosa, tu hai avuto qualche storia d'amore in passato? No. Con nessuno? No. Cioè è la prima volta che tu praticamente... No. Completamente? Non hai avuto nessuna donna? Sì. Sì o no? Sì.
Hai avuto a qualcuno? Sì. Eh? Io la via. Quanto tempo fa è stato? Perché mi sapeva facendo coi in Aida. Addirittura. Me ne puti a Bonaimer, le mie sorelle mi dice, Aleazzi, io sta attento, mi sapeva facendo coi. Giusto? Certo, sono cose che non si fanno. Scusi che parlo così, eh? No, non ti preoccupare. Va bene Giovanni, ascoltami, per tutte queste donne che ti stanno guardando in questo momento, se c'è qualcuna che ti volesse conoscere personalmente, dove ti deve venire a trovare? Il mio cognato Pepe. E dove si trova tuo cognato Pepe? Alla marina qua, non c'è a bottega. Che vieca? Alla Marina a Trapani. Sì, Quindi se c'è qualche donna interessata a conoscerti, deve venire alla Marina a Trapani, da Pepe, frutta e verdura, giusto? Di pietra. Esatto, che tu sarai qua ad aspettarla, giusto? Sì. Va bene Giovanni, allora amiche telespettatrici, avete conosciuto Giovanni di Trapani, 58 anni, che sta cercando un'amica o una compagna per passarsi il tempo, giusto Giovanni? Grazie. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente non possono fare altro che venire qua a Trapani ed esattamente alla zona marina La televisione veniva. via Avvocato Giuseppe Palmieri La televisione. alla bottega del televisione. cognato di Giovanni che vende frutta e verdura. Domanda di Giovanni, Giovanni si farà trovare qua pronto a conoscere tutte voi che lo volessero conoscere, giusto? Grazie. Perfetto. A posto. Allora, un'altra cosa, saluta i telespettatori che in questo momento ti stanno guardando e ti vogliono bene, ti hanno sempre voluto bene. Dai un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Auguri. Buona domenica. A posto. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente l'amico Alberto, di pietra. Giovanni. Giovanni. Ciao ciao. Ora mi metti nella televisione. Venitela a trovare. Ora viene nella televisione, vero? Certo. Oh yeah.